La città di Sora si arricchisce di un nuovo parcheggio rosa riservato alle donne in dolce attesa. In occasione della festa della mamma in via Petrarca, le ragazze dell'associazione Iniziativa Donne hanno inaugurato la nuova sosta di cortesia che questa volta apre anche la campagna di sensibilizzazione sul corretto utilizzo dei parcheggi rosa. Dal titolo "Troppe volte dimentichiamo di chiedere a noi stessi: mi voglio bene?". Entra così nel vivo la sesta edizione del format ideato dall'associazione culturale no profit in collaborazione con il comune di Sora. Una iniziativa importante che va nella direzione del rispetto e anche di quelle che sono le caratteristiche di una società che accoglie, inclusiva in tutte le situazioni e in tutte le condizioni. In modo particolare quando furono istituiti i parcheggi rosa con delibera del compianto sindaco Casinelli, lo scopo era proprio questo, cioè il parcheggio di cortesia che in qualche modo deroga tutte quelle che sono le norme e che dovrebbe rappresentare visivamente quello che è una considerazione rispetto ad una sensibilità, quindi siamo ben contenti che vengano ridisegnati e riqualificati questi spazi, che è un ulteriore segnale di civiltà e di rispetto della natura umana in tutte le sue forme. Tra l'altro questo piccolo intervento si inserisce all'interno di una riqualificazione molto ampia del Rione Napoli, che è il fulcro della programmazione di questa amministrazione, lo abbiamo detto più volte, al quale si aggiungerà a questa riqualificazione quella della scuola modello che sta per essere sottoscritto, come ho più volte annunciato, il decreto di finanziamento della scuola dell'architetto Piano e la riqualificazione dell'area Tomassi, quindi è un ulteriore tassello che va a ricomporre un mosaico importante a vantaggio di una parte, un brano di città che ne ha davvero necessità e che va in linea di continuità con tutti quelli che sono stati da sempre gli sforzi prodotti nella coesione di questa parte di città. Prende il via la campagna di sensibilizzazione riguardante il parcheggio rosa. Il parcheggio rosa è un parcheggio di cortesia non regolamentato dal codice della strada. Infatti oggi in occasione della festa della mamma siamo qui come associazione come augurio nell'inaugurare questo 13° parcheggio rosa all'interno della città nel Rione Napoli. Ringraziamo il comune di Sora che ridisegnerà nei prossimi giorni e altri parcheggi rosa che si sono cancellati nel corso del tempo. Le donne in dolce attesa potranno usufruire della sosta rosa esponendo l'apposito permesso che viene rilasciato dal comune di appartenenza dopo la presentazione della documentazione medica che attesta lo stato di gravidanza. Le donne potranno utilizzare il permesso durante i mesi di gestazione e fino al primo anno di età del neonato. Mio padre aprì questa sede farmaceutica nel 1976, quando ancora sorgevano i ruderi del carcere, e poi nacque questa bella piazza che è un punto di ritrovo per tutte le età. Invece una cosa importante per le donne è avere un posteggio sicuro vicino a ogni esercizio importante per anche gli studi medici, perché poi comunque una visita, un'urgenza, trovare subito un posteggio riservato e non occupato da altri, perché purtroppo anche stamattina ho visto che qualcuno si era messo. Complimenti per quest'opera che state facendo, meritoria. Credo che sia importante, è emblema di quello che oggi voi state di nuovo con noi rimettendo a vivo, quindi questo stallo di parcheggio rosa per il rispetto della donna, sottolineo, per il rispetto della donna, di cui c'è estremo bisogno. E penso anche ai bambini, come dicevi, bambini che non sono solo, saranno quelli da un anno a questa parte, tutelati dalla cortesia di questo luogo, la cultura del rispetto. Può sembrare una parola consumata, ma rispetto per chi riflette significa che la tua vita è la mia vita. Io mi rispecchio in te, tu ti rispecchi in me e penso che a questo punto andiamo ad un Vangelo civile che penso sarà l'antivirus che speriamo di ricevere tutti.